Isola sarda, sento il vento tra le colline, dolce e lento, modificano con il ferro e il vetro l'anima di questo posto amato. Ogni volta che avvistiamo un cantiere, un mezzo, una ruspa, una trivella, usiamo i nostri corpi, fermiamo lo scempio, occupiamo i cantieri, blocchiamo i mezzi, fermiamoli. Solare splende sopra i campi, fotovoltaici distruggono gli spazi, arcaico il sapore va perdendo, unico paesaggio di morte sparendo. L'isola piange il suo dolore, perde il suo antico splendore, minaccia il cuore delle famiglie, sarte voci gridano forte, stop, colonizzazione, è il momento di uscire di casa. Oggi è il momento di uscire di casa, fermare pedoni avvoltoi, non domani, non un altro giorno. Oggi è il momento di uscire di casa e fermare pedoni avvoltoi, non domani, non un altro giorno. Oggi è il momento di uscire di casa e fermare pedoni avvoltoi, non domani, non un altro giorno. Impianti eolici si stagliano al cielo contro l'orizzonte, un dolor crudele, paesaggio spezzato in mille frammenti, un futuro incerto ci aspetta lenti. Ora il furto di suolo, la trasformazione delle zone agricole in aree industriali, disboscamenti per fare passare i mezzi, acciaio, silicio e alluminio al posto degli alberi e degli orti. Scelte politiche dure ci stringono, tradizioni e cultura qua svaniscono, lavoro stagionale, un rischioso cammino, terra sarda libera vogliamo vicino. Il pianeta ci chiede di boschiere, colline e montagne. L'isola piange il suo dolore, perde il suo antico splendore, minaccia il cuore delle famiglie, sarte voci gridano forte, stop colonizzazione, è il momento di uscire di casa, fermare predoni avvoltoi, non domani, non un altro giorno. Oggi è il momento di uscire di casa, fermare predoni avvoltoi, non domani, non un altro giorno. Oggi è il momento di uscire di casa e fermare predoni avvoltoi, non domani, non un altro giorno. Oggi è il momento di uscire di casa e fermare predoni avvoltoi, non domani, non un altro giorno. Siamo contrari all'assalto della nostra isola, della nostra terra, che ormai sta dilagando il nostro territorio. Chiedo che questo gesto fatto oggi sia di ispirazione per tutte le altre scuole, che sia di ispirazione per tutte le altre scuole, e come i nostri antenati e i nostri genitori combattono tutti i giorni, dobbiamo combattere anche noi studenti per la nostra terra e per difendere le nostre culture e tradizioni. Siamo nella strada tra Arcidano e Guspini e c'è questo grosso gassificatore che è stato costruito nel 2021 da una società che è una succursale di una società londinese inglese, quindi una multinazionale. Noi prestiamo molta attenzione a quello che è l'eolico, ma non teniamo conto di questo. Stanno nascendo tantissimi di questi impianti qua che hanno un impatto ambientale notevole, cioè trasformano un'area, che è questa qui, un'area di campagna, in un'area industriale di fatto. Poi qualcuno dice questo porta lavoro, ma conseguentemente al gassificatore di là ci sono questi. Ecco, questo è tutto correlato, appartiene tutto a un unico progetto. Ok, qualcuno potrebbe dire no, ma ci sono ditte di costruzione, gestione diverse. No, è tutto un sistema di scatole cinesi
Guardate che è impressionante, guardate. Questo è solo l'inizio di quello che sta per succedere nel Medio Campidano. Un tempo qua ci pascolavano le pecore, adesso c'è questo. E non è l'unico impianto che sta sorgendo. Ci saranno altri impianti. Poi vediamo gli altri scatoloni con gli altri pannelli da montare. Questi stanno aspettando di montarli e probabilmente li monteranno. Stanno aspettando l'acquisizione di qualche terreno qua a fianco, dove hanno già posizionato le prime centraline. Guardate, impressionante. Tutto questo campo, che un periodo veniva messo al pascolo o veniva messo a grano, oggi c'è tutto questo. Tutto questo. La Sardegna sarà questo. Dimenticatevi i paesaggi naturali, dimenticatevi tutto. La Sardegna sarà questo. A pochi chilometri, giusto 2-3 chilometri, abbiamo quest'altro impianto. Ecco quest'altro impianto. La Sardegna sarà questo. Il futuro della Sardegna, del paesaggio della Sardegna, sarà questo. Sarà tutta così. Parchi eolici, come vedete lì c'è una paleolica. Lì c'è una paleolica. Ma siamo tutti circondati, non si vedono. Però il paesaggio della Sardegna sarà questo. Nient'altro. Quindi io non lo so. Anche le forze dell'ordine che difendono queste multinazionali stanno difendendo questo futuro. Ne frega un cazzo dei loro figli. Questa è la visione del Medio Campidano. Paleoliche da ogni parte. Paleoliche tralicci, guardate. Guardate, paleoliche dappertutto. Che qualcuno dice porta al lavoro, abbiamo bisogno di stranieri per far crescere il PIL. Vediamo che cosa portano gli stranieri, a cosa servono gli stranieri. Tempio, decine di lavoratori asiatici fantasma nel max impianto fotovoltaico, salari non regolari, violazione delle norme sulla sicurezza e sugli ingressi dell'Unione Europea, Calangianus. Questo è quello che dice un signore che fa le interviste per un podcast di Ascari, di Don Dildo Lemanno, che dice ne abbiamo bisogno. Ecco a cosa servono. Servono a proseguire la colonizzazione e a cacciare via i sardi nativi, esattamente come hanno fatto negli Stati Uniti. A livello geopolitico cosa sta succedendo? Perché vogliono trasformare la Sardegna in una grossa batteria e vogliono praticamente rendere la Sardegna spopolata? Perché stanno facendo le stesse cose che stanno provando a fare in Albania, in Grecia, a Cipro, in Libano. Gli israeliani, per non dire ebrei, non diciamo ebrei, gli israeliani stanno comprando un sacco di territori. E mi viene il dubbio che questa strategia l'abbiamo già vista nel 1963. Giovanni Pili, tu che segui il canale, dai, che so che segui il canale da quando ti ho nominato, mi sono mancati iscritti, visualizzazioni, eccetera, eccetera. Parliamo un po' del caso della nascita di Gladio, no? Come sono stati addestrati questi qua, che società hanno comprato quei terreni in Sardegna dove poi sono state costruite le basi militari. Come vediamo da Wikipedia, magari Wikipedia può essere complottista, no? Questa grande parola che gli piace a Giovanni Pili, che lavora comunque per Mentana e poi dice che è imparziale, ma i suoi finanziamenti vengono da case farmaceutiche private, imparziale. A partire dal 1959 la CIA iniziò a trasportare a Capo Marrangiu una notevole quantità di materiale bellico, tra cui armi portatili, munizioni, fucili da precisione, bombe a mano, esplosivo, plastico ciclato, binocoli e radiotrasmittenti. Questo qua ha fatto tutto illegalmente, Cioè l'Arma dei Carabinieri aveva organizzato un'associazione terroristica per sovvertire l'ordine democratico. Giovanni Pili, dai, rispondimi adesso, dimmi che è complotto, dai, sei alle palle, se sei un giornalista, sei un uomo, rispondi, dai, tanto lo so che segui il canale. Come vediamo, che molti dicono che ci sono i complottisti, che lo Stato è buono, eccetera, eccetera, no? I vari Open, i vari Mentana, i vari filo-israeliani, i vari Don Dildo che fanno i loro podcast dove stanno a smentire i complottisti, voglio che smentiscano questo. Legge 80-2025 di conversione del decreto sicurezza ha modificato l'articolo di legge 124-2007.
Il procedimento consente agli agenti dei servizi segreti sotto stretta autorizzazione nell'ambito di operazioni coperte non solo di infiltrarsi ma anche di organizzare e dirigere associazioni con finalità terroristiche ed eversive, escludendoli dalla punibilità degli atti. Ci siamo? Leggete: organizzare e dirigere associazioni con finalità terroristiche ed eversive, escludendole dalla punibilità di questi atti. Dai Giovanni e Pili! Fatti sentire che facciamo un bel confronto, fatti sentire invece di segnalarmi il video. Dai! Quindi viviamo in uno Stato che ha legalizzato il terrorismo. Come lo fanno nei nostri confronti? Attraverso l'abbattimento di capi di bestiame, con le intimidazioni, con le forze dell'ordine coloniale, con decreti, legge, nuove tasse, espropri, coatti, tutte le minchiate che si inventano di tutto e di più. Io non so cosa serve ancora a voi rintronati che vi siete fatti quella cosa nel 2021 che sponsorizzava Open e Giovanni Pili, e nominerò sempre Giovanni Pili perché lavora nella una delle agenzie ascare più grandi. È un po' come Repubblica, no? Sapete com'è nata Repubblica? Repubblica è un giornale che è nato dall'autofinanziamenti della CIA, non è una teoria del complotto, un giorno ne parleremo. Cosa serve ancora per farci capire che lo Stato italiano è il nostro nemico? Cosa serve ancora per farci capire che chi lavora nelle istituzioni italiane è il nostro nemico? Cosa serve per farci capire che ogni volta che noi ci opponiamo ai piani di conquista dello Stato italiano e di tutte le altre istituzioni continentali sono il nostro nemico e sono sempre pronti a reprimerci? Perché le uniche autorità che sono efficienti sono la Guardia di Finanza, l'Ufficio delle Entrate, l'Agenzia di Riscossioni delle Tasse e la Digos, che è sempre pronta a massacrare la gente, a dare i daspo, eccetera, eccetera. Per la repressione sono efficientissimi, le ditte di videosorveglianza sono efficientissime. Cosa serve a farci capire che la loro esistenza è funzionale alla nostra distruzione? Svegliamoci ragazzi, svegliamoci. I nostri antenati da un bel pezzo li avrebbero fatti viaggiare, ma viaggiare molto lontano questa gente qua. Svegliamoci ragazzi.